Una poltrona per due, come il titolo di quel vecchio film che va tanto di moda a Natale? Oppure tre poltrone, pardon, assessorati per tre? La risposta la sa solo Luca Zaia, che pare aver già trovato la quadra sulla giunta. Servirà qualche giorno di pazienza per sapere se tutti e tre i bassanesi eletti, ovvero Elena Donazzan, Manuela Lanzarin e Nicola Finco, in rigoroso ordine alfabetico e di cortesia, faranno il salto del Canal Grande da Palazzo Ferrofini a Palazzo Balbi. La squadra è pronta, ovviamente la nominerò dopo il primo consiglio regionale, che quindi è il consiglio dell'insediamento, proprio per evitare che ci siano poi complicazioni di legge. E a chi gli chiede qualche anticipazione, ecco cosa risponde il presidente. L'unica che vi posso dare è che saranno 10 assessori. Ma verranno conteggiati anche dividendo lista Zaia con Lega? Ma si figuri, assolutamente no. Farò una squadra che non tiene proprio conto di questo, anche perché lista Zaia e Lega sono sostanzialmente la stessa cosa. Ci saranno degli esterni? Sono tutti esterni perché la legge prevede che gli assessori non siano consiglieri. La domanda torna a galla con grande regolarità. Come risponde Zaia alle sirene della politica nazionale? Non ho tempo per distrarmi, devo occuparmi del Veneto.